Dovrebbe essere disposta nei prossimi giorni, molto probabilmente già in giornata, l'autopsia sul corpo di Hagi Kollaku, il 55enne albanese rimasto ucciso venerdì pomeriggio in vicolo Castelfidardo a Padova dai colpi di pistola esplosi da un carabiniere per salvare la vita al collega che era appena stato investito dall'auto dello stalker che venerdì pomeriggio era tornato a tormentare l'ex moglie. Verrà sicuramente disposta anche una perizia ballistica per ricostruire tutte le fasi di quel pomeriggio di violenza esploso in un tranquillo quartiere della città. Da che punto ha sparato il militare, quanti colpi, le traiettorie, elementi chiave per il fascicolo di indagine aperto dal pubblico ministero Marco Brusegan. L'indagine per eccesso colposo di legittima difesa al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, si tratta di una procedura ordinaria per poter approfondire tutti gli aspetti della vicenda. Nel frattempo restano stazionarie le condizioni del 37enne carabiniere del nucleo radiomobile di Padova, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dal 55enne albanese che ha ingranato la marcia, schiacciando il militare intervenuto dopo la chiamata dell'ex moglie dell'uomo, preoccupata per la presenza dell'ex marito violento su cui pendeva anche un ammonimento del questore. Nella notte tra venerdì e sabato il carabiniere è stato sottoposto ad un delicato e lunghissimo intervento alle gambe ed è tuttora ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata. Venerdì pomeriggio il 55enne albanese, dopo averlo investito, lo stava anche per colpire con un coltello. Nonostante il dolore lancinante, il carabiniere ha avuto la forza di urlare "spara, spara" al collega che poi ha fatto fuoco colpendo mortalmente lo stalker.